Nel Veronese è stata inaugurata un'innovativa centrale idroelettrica, un unico manufatto senza condotte, riducendo così l'impatto ambientale. Una centrale ad acqua affluente che produce energia e nello stesso tempo rivitalizza il fiume Fratta, dove scaricano le concerie immettendo acqua pulita. A Cologna Veneta è inaugurata la nuova centrale idroelettrica funzionante a pieno carico tutto l'anno, con 220 kW di potenza e in grado di produrre energia per 600 famiglie. È l'obiettivo che ci avevamo posti all'inizio di questo mandato e lo abbiamo raggiunto facendo questa centrale che non è di grande portata, però che darà un risultato anche economico per il territorio e per il consorzio. Quanta energia potrà produrre? 1.700.000 kW annui. Di conseguenza è un buon risultato per una centralina piccola così, insomma. Completamente automatizzata, viene controllata a distanza dalla società costruttrice Enin-Esco in collaborazione con il consorzio LEB. Carica acqua direttamente dal canale, completato nell'87, lungo 53 km e che trasferisce acqua dall'Adige al Bacchiglione. Un'opera che abbina a quello che può essere l'utilizzo dell'acqua anche a produzione di energie rinnovabili in questo caso, e l'idroelettrica possiamo dire è la più pura che abbiamo. Quindi anche qua un messaggio importante che arriva dal territorio, in particolare anche dal consorzio, che nell'ambito della nuova legge ha nuove competenze, in particolare a quella dell'utilizzo delle nuove fonti di energia, in particolare con la produzione idroelettrica. Torniamo a parlare di quella che sta davvero diventando una storia senza fine, la riconversione della centrale